Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geracci, siamo live dal comunale di San Vitolo Capo, provincia di Trapani, e San Vitolo Capo Unitas Sciacca, la semifinale di ritorno della Coppa Italia di eccellenza siciliana. Si riparte dal 3-1 per l'Unitas Sciacca in quel 4 dicembre, grazie alla rimonta di Cari, Galfano e Aldo Genco dopo il gol di Lavardera, che oggi è assente lato San Vito, dove la squadra di Vito Policani, oggi squalificato, si schiera con Pizzolato in porta. Tanta emergenza, dati i 15 giocatori a disposizione, difesa con Cicala, De Santis, Avoa e Ramaio. A centrocampo Bulades, Chieffo, Secum, Prestigiacomo e Mannina. Dietro l'unica punta Mustaccia, che fa il falso 9 con la 9 sulle spalle. Rusconi per la porta a disposizione in panchina, poi Forconi, Adelfio e Spadaro. Adelfio non nelle sue migliori condizioni, l'unico attaccante di ruolo nel San Vito a disposizione oggi. Parte dalla panchina Unitas Sciacca, che risponde invece con il 3-5-2 di Angelo Galfano, Cheba in porta, Di Mercurio, Cipolla e Yamè in difesa, Triolo, Aldo Genco, Licata, D'Amico e Caternicchi a centrocampo. In attacco Erbini e Domenico Mistretta, che oggi parte dal primo minuto. A disposizione in panchina Sabella per la porta, poi Rotolo, Guardino, Marciante, Camarà, Fricano, Lorenzo Galfano, Margaritini e Cari. Tutti comodi, è iniziata San Vitolo Capo Unitas Sciacca. Ci si gioca la finale della Coppa Italia di Eccellenza Siciliana 2024-2025, con l'arbitro che ha fatto iniziare i giochi, Salvatore Accetta, della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, assistito da Domenico Cono di Palermo e Cristian Pino, anche lui di Barcellona Pozzo di Gotto. San Vito in maglia bianca-azzurra, Unitas Sciacca in maglia nero-verde, anche se da quelle parti si dice verde-nero. C'è tra l'altro una nuova squadra da quest'anno a Sciacca, la Verde-Nero, che milita in terza categoria proprio per i colori della prima squadra della città, della provincia di Agrigento. Bulades perde subito il contatto con il pallone e allora lo riprende Licata, che oggi va in campo assieme a D'Amico in mezzo al campo. Loro due che in campionato sono squalificati, così come lo sarà Avoa al centro della difesa del San Vito. Invece oggi gioca De Santis. Anche lui in campionato dovrà giocare con una settimana di ritardo, dato che dovrà scontare ancora un'altra giornata, quella di questo weekend. Si muove lo Sciacca con il pallone in possesso di Erbini, lo allarga da Caternicchia, va a prendere il fallo il San Vitolo Capo. Giochiamo questa palla, queste le parole di Vito Policani, che sta seguendo la partita dietro le grate. Squalifica fino al 20 gennaio 2025. Dopo tante proteste verso la terna arbitrale
del match in casa della Don Carlo Misilmeri di domenica scorsa, perso 2-0 con un San Vito pericoloso, soprattutto nel primo quarto d'ora. Poi gol del Misilmeri, cross che va a finire fuori. Primi tentativi del San Vito. Luca, vai lì, vai. Poca presenza all'interno dell'area di rigore. Dai. Accorcialo. Poi alla lunga il San Vito domenica risentito della rosa corta, dei cambi non all'altezza, e il Misilmeri ha colpito con un gol bellissimo al volo. Poi c'è stato anche un palo nella chiusura dei giochi al 95esimo. L'Unitas Sciacca invece ha battuto il Casteldaccia a Casteldaccia 3-1 in trasferta, ha segnato 3 gol nei primi 24 minuti, reagendo anche al buon momentaneo pareggio della squadra avversaria. Ma sul primo rigore, poi trasformato, e sul terzo gol su punizione diretta di Mercurio, i falli sono stati un po' discutibili nel secondo tempo. Poi lo Sciacca ha avuto anche 3 chance per fare il poker. Cross in mezzo, mette in angolo De Santis e angolo per lo Sciacca, che ha 2 gol di vantaggio oggi. Basta anche un pari per accedere alla finale di Paternò al Falcone Borsellino. A gennaio ancora si deve stabilire la data e l'orario ufficiale. In campo ci sono anche questo pomeriggio Avola e Vittoria per quanto riguarda la semifinale delle squadre del girone B, con l'Avola avanti 1-0. Questo è il risultato dell'andata, pallone in mezzo, serie di deviazioni, l'ultimo tocco è di maglia bianca-azzurra da parte di Capitan Bulades, altro calcio d'angolo per l'Unitas Sciacca, che insiste dalla bandierina con l'altro giocatore con la fascia da capitano al braccio, ovvero Saro Licata. Guarda in mezzo, marcature a uomo, la battuta di Licata di testa, prova Yame a saltare, un salto non convintissimo, poi la svirgolata di Aldo Genco, insegue Licata che comunque si va a prendere l'incitamento di Keba dall'altro lato. Pallone che poi si è spento fuori, sarà rimesso dal fondo per Pizzolato. San Vito attualmente 12° in campionato nel girone A, 15 punti, 3 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte all'interno del girone A di eccellenza. 12° posto, che vuol dire zona playout, il piazzamento più vicino alla zona tranquilla. Ha iniziato comunque bene la sua avventura nel massimo campionato regionale la squadra trapanese, mentre lo Sciacca è in piena zona playoff al terzo posto assieme alla Don Carlo Misilmeri, 26 punti, frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Tra l'altro entrambe le squadre hanno lo stesso numero di gol subiti, ovvero 13. In Coppa la situazione è diversa, un vero e proprio torneo parallelo che ha comunque la stessa finalità alla lunga, ovvero la promozione in Serie D, quella a cui aspira lo Sciacca, inseguita anche l'anno scorso. Sono stati playoff ma non disputati per un distacco di punti considerevole tra le squadre all'interno. È ovvio che vincendo eventualmente la finale si andrebbe alla fase nazionale.
Paternò l'ha vinta l'anno scorso con il successo della squadra rossa-azzurra. Qui guadagnato un calcio d'angolo. Dallo Sciacca un altro. Sempre Licata a battere, si stava proponendo Erbini. Licata sicuramente gli avrà detto faccio io. Solite marcature come prima. Parte Licata in mezzo, Pizzolato respinge. Poi c'è stato un altro tocco che ha messo paura. Awa, presunto fallo su Yamé. Si continua a giocare. Lo Sciacca voleva un calcio di punizione. 200 metri! 200 subito! L'arbitro accetta di Barcellona Pozzo di Gotto. Lasciato proseguire. Nulla di fatto dunque al comunale. Dicevamo dell'assenza pesante di Claudio Lavardera al centro dell'attacco, ma anche Basit è assente oggi, sempre entrato dalla panchina. L'ultima volta proprio domenica a Misilmeri. Oltre a loro due non ci sono neanche Bevilacqua, neanche Barbera e Gomez Nobre da più tempo in uscita. Qui il tiro finisce altissimo e largo di Mercurio. Gioca, gioca! Gioca! Giocala! A terra Chieffo, calcio di punizione per il San Vitolo Capo. Subito battuto da Secum e no, bisogna aspettare l'arbitro. Ovviamente vi aggiorneremo anche sull'altra semifinale, Travola e Vittoria, risultato ancora sullo 0-0. A terra qui ci finisce Mannina. Ma sto facendo? Ma io non lo capisco! Allora si torna da Pizzolato. Ha il sole in faccia. Molto fuori dai pali come al solito. Scambia con Secum. Nessun colpo di testa a centrocampo, Mannina. Serie di scambi. L'intervento regolare di Mercurio. È stato lamentato un tocco con la mano. L'arbitro ancora una volta lascia proseguire. Qui lamenta un colpo in viso, mistretta. Il pallone viene messo fuori da De Santis. L'arbitro va a vedere le sue condizioni. Poi Pizzolato va a dire all'arbitro non possiamo iniziare così, interrompendo più volte il gioco. Scambio di 5 con Mistretta e De Santis. Sarà rimessa laterale per lo Sciacca, che di fatto consegna il pallone al San Vito, che qui è arrivato eliminando il Marsala ai 16esimi, 2-2 formalmente in casa, ma sul neutro di Valderic. Poi la vittoria ai rigori 5-4 a Langotta dopo lo 0-0, dopo i tempi regolamentari. Non ci sono supplementari, si va direttamente ai rigori in caso di parità, e questo vale anche oggi nel caso in cui il San Vito Capo dovesse vincere 2-0. Agli ottavi il San Vito poi ha superato il Castellammare 2-2 qui alla Comunale. La vittoria in trasferta per 3-2 al ritorno ha consegnato la qualificazione, e poi ai quarti di finale superato il Misilmeri con lo 0-0 all'andata in trasferta, e poi il successo dopo i rigori qui al Comunale 6-5 dopo l'1-1 dopo i 90
minuti. Ammonito qui Cicala, è il primo giallo della partita. Dobbiamo giocare in mezzo al campo, lo dobbiamo giocare a 2 tocchi, Dunque San Vito che Peppi, ha alle spalle 2 qualificazioni su 3 dopo i calci di rigore, quindi potrebbe sperare su questo la squadra di casa. Ovviamente, come detto, dovrebbe vincere 2-0, portando tutto sul 3-3 totale. Oh, Rama, sul giro palla nostro, vai sulla palla. Spray nel frattempo per chi ha subito il fallo, ovvero D'Amico. Quello qua non la poteva dare, eri dall'altro lato, Dio santo. Vai dentro, vai in mezzo. Se no dobbiamo fare uscire a Giorgi. Indicazioni per Ramaio. Però dobbiamo capitano, un attimo, se ancora come dirigenti non facciamo tempo che cominciamo a parlare. Non cominciamo a parlare, capitano. A zitto di meno male. Bulades parla con l'arbitro. Dai raga. Ed è punizione per lo Sciacca. Battuta adesso da Cipolla. Arriva a Erbini. Se la porta fino in fondo. Si ferma. Erbini stava perdendo l'equilibrio. Lo pressa Cicala. Non può effettuare il cross. Il pallone sfila. Arriva Licata. Passaggio verso il centro. Da Mistretta. Non ha modo di controllare. La prende Pizzolato. Lancio profondo verso la zona di Bulades, colpo di testa all'indietro di Yamé, la prende Keba, portiere dello Sciacca. Sciacca che invece ha superato il Gela ai 16esimi, vincendo 2-0 in trasferta all'andata, vincendo anche il ritorno 1-0 sul neutro di Mazzara del Vallo, dove ha vinto anche l'andata degli ottavi contro l'Accademia Trapani 3-1. Successo anche il ritorno 2-1 all'ultimo. Dunque 4 vittorie su 4. Poi è arrivato il pareggio all'andata dei quarti 0-0 in casa contro l'Athletic Palermo. Al ritorno aveva perso inizialmente 1-0 sul campo, ma c'è stato il ricorso dello Sciacca perché nella gara d'andata Raimondi non doveva essere a disposizione, siccome poi ha giocato la gara di ritorno non scontando la squalifica. Lo Sciacca ha ottenuto la vittoria a tavolino e quindi si trova oggi a giocarsi la finale contro il San Vito Lo Capo. Mannina dietro. Pizzolato. Si guarda un po' intorno. A buono. Chieffo. Per Mustaccia evita Yamé. C'è il fallo però. Questo è sul giallo però, biondo. Sull'uomo è giallo questo, bello. Battuta immediatamente la punizione. Bulades. Contrasto. A contendersi in molti la pallone. Lo Sciacca si prende il fallo. Con Bulades che rialza da terra Erbini. A dividere l'attacco con Mistretta. Al rientro da titolare dopo un po' di tempo, dato l'infortunio che lo ha tenuto fuori un po'. Lo Sciacca si aspetta tanto da Domenico Mistretta. Anche perché si chiedono i gol. Vai, continua! Sciacca, nonostante
la sua terza posizione in campionato. Non ha un giocatore con almeno 3 gol a salire Dai, forza, né dai! in campionato né in Coppa. Per esempio il capocannoniere è Erbini, che ne ha fatti 2 in campionato e 2 in Coppa, per un totale di 4, però considerando la singola competizione non c'è un singolo che va a prevalere. Oggi tra l'altro siedono in panchina figure come Camarà e Cari. Qui c'è la corsa e il tiro da parte di Aldo Genco, bloccato da Pizzolato. Di fatto il primo tiro in porta della partita. Vai su, non ci fermiamo! Oh! Effettuato dalla classe 2007 che da under Oh, ma siamo sto in due, Riccio! è uno dei titolari di questa squadra, nonostante la presenza a centrocampo di 2 pezzi grossi come Licata e D'Amico. È stato anche in mediana per diverse partite, dimostrando personalità e trovando anche 2 gol, entrambi in Coppa, uno dei quali proprio contro il San Vitolo Capo all'andata. Campionato invece la sfida è finita 2-1 quello scorso 17 novembre, dove lo Sciacca in questo caso si è portato in vantaggio con Licata. C'è stato il pareggio di Spadaro, Licata all'ultimo fa 2-1 con un gol bellissimo da fuori. Nel finale sempre l'espulsione di D'Amico che ha cambiato poco le cose. Pizzolato di testa contro Mistretta, la controlla ancora il portiere del San Vito, poi rilancia verso il centro del campo, il tiro da fuori di Caternicchia, largo, però Pizzolato se la prende con i suoi Oh, stiamo parlando troppo, ragazzi! e anche con l'arbitro. L'arbitro gli dice calmati un attimo. In caso di giallo Pizzolato salterebbe l'eventuale finale, poiché è diffidato. Sono 6 nel San Vito, sono ben 9 nello Sciacca. Quindi occhio ai cartellini. Bravo, Cate, bravo. Ricordiamo che al primo cartellino in una gara di Coppa vuol dire già diffida. Se ne aggiunge un altro e quindi squalifica. Rimessa per lo Sciacca. Batte proprio l'autore del tiro di poco fa, Caternicchia. Pallone girato da D'Amico per Erbini. Prova il cross, respinto. È sempre rimessa per lo Sciacca. L'arbitro parla con Bulades, gli dice abbiamo finito di parlare. Anche Policani l'ha detto poco fa dietro alle grate, stiamo parlando troppo. La rimessa per gli ospiti, battuta lunga verso il centro dell'area, di testa Secum, di testa anche Yamé a prolungare, risponde Awa, ancora Yamé, colpo di testa all'indietro, la riprende lo Sciacca con D'Amico. Di Mercurio, profondo, Yamé di testa, voleva sicuramente il passaggio verso il centro, è riuscito male Alex a 0,46. E allora, rimessa dal fondo per il San Vitolo Capo. La sponda di Chiefo fa muovere, fa correre Bulades, guarda il centro, risponde Yamé al cross con la nuca praticamente. La battuta della rimessa ancora Bulades, il cross verso il centro per Cheba.
voleva andare subito con la rimessa del portiere Angelo Galfano in panchina. Il portiere dello Sciacca si è preso qualche secondo in più. Sulla palla! Di testa Ramaglio prima di Mistretta, adesso Secum. Cicala. Largo per Bulades. Voleva il passaggio nuovamente per Cicala che si era inserito. Pallone allo Sciacca con la ripartenza di Erbini, fermato da Secum, graziato dall'arbitro, nessun provvedimento. Allora, calcio di punizione con Licata la battuta. In una delle interviste post partita ha dichiarato capitano degli ospiti che assieme ai compagni vorrebbe regalare questo sogno alla città di Sciacca. Gamba testa questa! Tutto ok qui con l'intervento presunto di Mannina. E allora D'Amico Chiame lancio lungo, corre tanto Aldo Genco, fermato Quello fa sbattere la palla a terra, sul più bello. Mistretta cade, si continua con il possesso sempre dello Sciacca. Yame, il pallone per Caternicchia che preferisce andare con calma in difesa. Cipolla, Licata, Caternicchia, ancora Licata, ha davanti due avversari, serve dietro Yame, più libero di Mercurio, profondo, il pallone viene preso da D'Amico, effettua il cross un po' forzato di testa, lontana Ramaglio, si prova un colpo al limite, pallone recuperato e calciato da Triolo. Ancora Triolo, sfugge gli avversari, mette in mezzo, chiude De Santis in calcio d'angolo. Si è proposto il classe 2007, l'altro under dello Sciacca. Anche per lui diverso spazio all'interno di questa stagione, anche dal primo minuto, come oggi. Allora calcio d'angolo per lo Sciacca. Chiama lo schema, due braccia alzate per Licata, parte col mancino di testa Wa, più in alto di tutti Secum, Cicala, e ok il suo movimento in aria, pallone per il San Vito che parte in contropiede, Cicala, palla al piede e sola chance, calcia Cicala all'ultimo, lo va a fermare Caternicchia che effettua una grande rimonta. E allora calcio d'angolo per il San Vito Lo Capo, contropiede fallito all'ultimo dalla squadra di casa, che sembrava essere arrivata in porta. In realtà è stata la presenza di Caternicchia. Chance dalla bandierina per il San Vito. Il pallone proposto dentro, stava uscendo, poi non è uscito più Cheba. Rimessa da laterale dall'altro lato. Va Chieffo, che affida tutto ad Agustin Ramaglio. Manina, il cross in mezzo, Cheba la blocca. È iniziata pochi secondi fa l'altra semifinale tra Avola e Vittoria. Ricordiamo che si riparte dall'1-0 per l'Avola, che ha vinto al Gianni Cosimo 2 settimane fa. Tra l'altro la curiosità che emerge tra le 4 semifinaliste di questa coppa
di eccellenza e che 3 di esse sono reduci da un campionato di promozione l'anno scorso e 2 di queste, il San Vito e il Vittoria, si sono sfidate in finale. La vittoria del San Vito Lo Capo al 90° in rimonta, dopo che il Vittoria poteva trasformare il rigore del 2-1, si è rimasti sull'1-1 e poi il San Vito l'ha vinta, consegnando alla cittadina trapanese un trofeo storico. Qui nessun fallo e possesso Sciacca. Dunque chissà se potrebbe ripetersi la stessa sfida, ma nella Coppa della categoria superiore a distanza di un anno la situazione al momento però è l'opposta, con Sciacca e Avola in vantaggio da una parte, quella occidentale, e dall'altra, dalla parte orientale della Sicilia. Di queste 4 squadre soltanto lo Sciacca l'anno scorso ha giocato in eccellenza. Dai, sale di un passo. Sale di un passo. Controllo e passaggio al volo. Pallone per Erbini, si ferma. Nel frattempo si va ad inserire lo Sciacca in mezzo, trova la deviazione per un altro angolo. La squadra di Angelo Galfano. Ancora Licata dalla bandierina. Sale anche Cipolla, lasciando dietro Di Mercurio Ma che cazzo di hai mezz'ora per battere un calcio d'angolo? per poter sfruttare anche le doti in altezza dell'ex Agracas. Occhio al San Vito che con 2 passaggi di testa riconsegna il pallone agli ospiti, pizzolato con il pugno. Nuovo passaggio di testa Cipolla. Adesso Avoa, largo per Bulades, cade Avoa, si continua. Bulades sventagliata di testa, Triolo non ci arriva, vede però la deviazione avversaria Ramaglio e allora calcio d'angolo. Deviazione piccolissima. Avoa rimane a terra però. E l'arbitro va a controllare le sue condizioni. Poi non l'hai vista che è andata sull'uomo. Stare attento, arbitro, mi sa che torni un pochettino, È arrivato anche Pizzolato a dare un'occhiata sulle condizioni del Ghanese classe 2002. Autentica rivelazione di questo girone A di eccellenza che sta disputando il San Vito Lo Capo. Siete 3 così, vai. Tra l'altro nel quarto di ritorno contro il Misilmeri uscì per infortunio proprio qui alla Comunale. La battuta di Sekum e Shekeba e rilancia lo Sciacca con Aldo Genco, non la mette giù Presti Giacomo, poi ritorna da Pizzolato, pallone direttamente all'altro portiere Keba. Triolo supera Mannina con la corsa, Licata profondo, corre Erbini, pallone prima a Pizzolato, ex della partita tra le altre cose.
Yame anticipa Bulades, ma poi perde la posizione. Lancio lungo di Bulades in mezzo. Esce Keba. E si prende gli applausi di quasi tutta la panchina dello Shakhtar. Il difensore che deve seguire l'avversario non lo seguono, non lo lasciano. Guarda, loro lo lasciano. E poi i centrocampisti non stanno giocando per niente. Erbini. Svegliata. Licata si disinteressa d'amico perché è consapevole del probabile fuorigioco. Bulades dall'altro lato in mezzo al campo. Secum non commette fallo secondo l'arbitro. Erbini aveva lamentato il colpo dopo la sua caduta. Mannina, pallone per Presti Giacomo, chiede palla, Cicala dall'altro lato, riceve più libero, ex partenico Dace. Bulades guarda il centro dell'area, sbaglia il cross, ma arriva comunque il pallone a Mannina, insiste, cross basso in mezzo, Cipolla in calcio d'angolo. Va Secum alla battuta. Spadaro! Spadaro! Mette Secum sul primo, l'aveva toccata Licata, è rimasta in campo, lo Sciacca va avanti con 3 uomini, rientra il San Vito, c'è soltanto Presti Giacomo a fare il difensore aggiunto, l'unico a non saltare in aria in precedenza. Erbini cade giù, voleva il fallo da rigore, Ma dov'è Ale? Oh, niente da fare. chiaro. Da posto. Oh, che fu? Oh, Mandina deve rimanere dietro. Dietro, su, faccio l'angolo e lui dietro. Dai, Gio! Qualche indicazione sui calci d'angolo per Chieffo, una manina che non deve inserirsi. Cipolla rilancia su Presti Giacomo sul cerchio di centrocampo, là colpisce Erbini, poi Secum, il pallone arriva a Chieffo, incontra Erbini, a terra da amico, si continua, Licata, fallo di Secum. Anche col campo c'è stato! L'arbitro va a vedere un po' le condizioni di Licata. C'è anche D'Amico a terra dall'altro lato, assistito da Keba. Viene rialzato adesso Licata, D'Amico rimane giù, arriva anche l'arbitro. E chiede anche una decisione presa da parte dell'arbitro sul fatto di non ammonire l'avversario. È un pezzo di merda, arbitro! Nello specifico Secum. Avanti lo Sciacca con il mancino provato a giro, ma finisce fuori il tentativo di Mistretta. Pallone troppo diretto verso il fondo del campo, porta molto lontana per poterla centrare. Cipolla di testa, risponde Chieffo, Yame. Awa, prima di Erbini. Ancora una volta Chieffo, tacco per Cicala, evita il proprio avversario, ovvero D'Amico, pallone in mezzo, Cipolla di testa, la lascia lì, il pallone rilanciato, ma riprende Agustin Romaglio.
De Santis per Avoa. Si abbassa Chievo, arriva Licata in pressing, Cicala sbaglia il controllo, Avoa, passaggio dietro per Chievo. Lui è un difensore di ruolo, schierato più volte come quella di oggi a centrocampo, anche perché al centro c'è Avoa assieme a De Santis. Adesso c'è il fallo invece, quando stiamo arrivando alla fine del primo tempo. Mancano più di 5 minuti, ci sarà anche 1 o 2 minuti di recupero per come sono andate le cose adesso. Pallone ripreso da Erbini, adesso si gira, va dietro per il passaggio su Aldo Genco, serie di finte, quasi da fermo, Licata lo segue Chievo, è decisivo, facendo uscire il pallone con l'ultimo tocco del proprio avversario. Licata, pallone per D'Amico, sale lo Sciacca, si allarga a sinistra, traversone in mezzo, difficile da trovare in stretta, poi il tiro sopra la traversa di pochissimo di Aldo Genco. Sciacca a un passo, a centimetri dal gol del vantaggio con il classe 2007. È uscita veramente di niente questa palla. Stiamo correndo a fallo. State correndo male. Lascia fare. Chievo vorrebbe un attimo riservare l'energia anche per dopo. Secondo lui la squadra sta spendendo molte energie, non per Policani. Infatti i due discutono spesso. Chievo, Secum, lancio lungo da fermo verso Mustaccia, fermato, poi scontro a centrocampo con Secum che perde anche lo scarpino. E fallo di Erbini. E allora, punizione San Vito, posizione interessante. Si è leggermente decentrati rispetto alla porta, verso il lato sinistro. Punizione già battuta, a sorpresa Bulades. Si lamenta un tocco con la mano, anche in questo caso si continua a giocare. In situazioni come queste la San Vito può impensierire gli avversari. Fallo su D'Amico e punizione Sciacca. Con la mano! Rimane a terra D'Amico. Non è la prima volta, prima ha subito pure un contrasto, entra lo staff medico dello Sciacca. Adesso ha rischiato il cartellino perché l'arbitro non ha sopportato il tema del suo tono nervoso nell'approccio. Buttalo fuori il capitano, buttalo fuori. Spray, lo vedete, per Caternicchia. Coscia destra. Giù Chievo. C'è la punizione per lo Sciacca.
Pronto a rientrare D'Amico, era uscito momentaneamente. Saranno in 2 a comporre la barriera di Pizzolato. Cicala assieme a Prestigiacomo. Cicala si è allontanato, soltanto Prestigiacomo. Batte Nicata. In mezzo esce Pizzolato, la blocca. Tante punizioni, tanti calci d'angolo. Finiti così. Secum. Ramaio. Mannina di prima. Schermato Prestigiacomo, poi Mustaccia fa da sponda per Chiefo. Cicala guarda verso il centro. Si ferma e poi riparte da capo regalando il pallone però a Mistretta che da solo lo accompagna Erbini. Servito Erbini, calcia lo stesso Erbini, riesce a trovare il modo, non però centrando la porta. Non era posizionato proprio bene, però ce l'ha fatta. Dai, gioca! È comunque un buon segnale. Sciacca che non ha assolutamente fretta. Dato il vantaggio di 2 gol nel risultato totale. San Vito prova quando può a creare qualcosa. Va bene, tranquillo. Sali, Paternicchia. Mistretta. Il pallone non lo mantiene in campo. La battuta di Cicala. Ramaio. Mannina. Prestigiacomo. Possesso perso. Trattenuta di Secum su Erbini. Resiste però l'attaccante dello Sciacca. Allora sale. Erbini si ferma un po'. Poi vede il movimento di Mistretta. Il pallone finisce su Prestigiacomo. Ramaio. Pizzolato. Non si capisce con Bulades che era scattato in anticipo. Il pallone era un po' più lento. E comunque rimesso laterale per il San Vito. Cercato Mustaccia. Yamé in copertura. Si va a prendere la rimessa dal fondo per il proprio portiere Cheba dentro il recupero. Di questi primi 45. Ancora il San Vito. Prestigiacomo. Chiefo. Gira su Bulades. La mette di prima intenzione in mezzo. Cheba. Poi l'arrivo di Chiefo che lamentava un fallo. C'è la munizione per proteste. Per Chiefo. Secondo giallo in casa San Vito dopo quello di Cicala. Bravo signore, bravo! Cretino! Che fo, lasciamo stare, che fo! Palla 2, nessun fallo. Per l'arbitro De Santi si rischia con Aldo Genco. Mannina. Rischia la scivolata commettendo fallo su D'Amico, infatti interviene l'arbitro. Arrabbiatissimo Mannina. Molto di più Pizzolato.
Prova a incitare i suoi, Chiefo. Siamo dentro quasi il quarto di recupero con questa punizione per lo Sciacca. Battuta, Triolo, lungolinea per Aldo Genco, in mezzo dietro, stava arrivando a mistretta dal limite anche per far calciare D'Amico. Finisce il primo tempo adesso con lo 0-0 tra San Vito Lo Capo e Unitas Sciacca. L'occasione più importante è quella di Aldo Genco, il suo tiro poco oltre la traversa. San Vito che ha reclamato molti falli, tra cui un colpo di mano all'interno dell'area, reclamato tanto, proteste eccessive per l'arbitro che ha estratto 2 gialli. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per la ripresa, per capire chi andrà in finale a sfidare una tra Vittoria e Avola, che stanno ancora giocando il loro primo tempo. Siamo verso la mezz'ora dal comunale, ci sentiamo dopo. Noi abbiamo sfruttato anche delle buone giocate al primo tempo, siamo riusciti a passare con un doppio vantaggio. Nel momento cruciale della partita siamo rimasti anche uno in meno e ho cercato sempre di tenere i 2 attaccanti, se tu ci hai fatto caso, fino a un certo punto della partita. Poi ho cominciato a capire che magari potevamo avere qualche difficoltà, soprattutto perché loro spingevano, avevano il vento a favore, cercavano giocate, cercavano punizioni, cercavano calci d'angolo, cercavano di recuperare. Abbiamo trovato una squadra che gioca anche un buon calcio, tanti ragazzi, senza tralasciare che la mia squadra aveva fatto l'ultimo primo tempo e una buona parte del secondo tempo. Abbiamo sperato anche la possibilità di passare sul 3-0, abbiamo subito il 2-1 a pochi minuti alla fine, è normale, submettere un po' di paura, qualche calcio d'angolo, qualche situazione di mischia e sono riuscito a ottenere questo 2-2, dove poi alla fine ti può rimanere il rammarico, però devi essere sportivo e dire che Castelbuono fino alla fine ci ha creduto di pareggiare, come ci siamo riusciti noi domenica scorsa, ci è riuscito anche il Castelbuono molto di noi. Per cui ho detto ai ragazzi che ci teniamo la prestazione, c'è il rammarico e lo scoramento di non aver ottenuto questi 3 punti, però già dobbiamo pensare alla prossima, perché soffermarsi significa trovarsi in difficoltà anche nelle prossime giornate, per cui dobbiamo pensare che già da martedì dobbiamo rimetterci di nuovo in moto e cercare innanzitutto di recuperare quegli uomini che in questo momento sono fuori e poi vedere se nel calciomercato abbiamo ancora per fare, cercare di rinforzare anche la squadra in qualche modo. Contrasto e non, perché non si è neanche capito, ha sentito questo dolore forte alla testa della caviglia, però non era nemmeno doppio, per cui poi le prossime 24-48 ore penso con una radiografia, qualcosa, insomma, a livello clinico cosa che farà, vedremo un po' che cosa è l'entità del danno, con la speranza che non ci sia niente di esso, soltanto più la paura che tutt'altro. Peccato perché sappiamo che Vigo e Benzancampo è uno che ha giocate, ha corsa, fase di possesso è uno che gioca abbastanza bene, in fase non possesso è uno che recupera tanti palloni, però vabbè, dai, chi è subentrato ha fatto anche bene, che era cintura, peccato perché poi con il doppio giallo ci siamo ritrovati a rincorrere sempre
e come ho detto prima ho cercato di tenere fino all'ultimo i due attaccanti, ma quando ho visto che ancora a Castelbuono spingeva, tante volte è meglio cercare di mettere qualche altro centrocampista in più, però poi alla fine visto, tante volte non basta nemmeno, però sono contento dei miei ragazzi, della prestazione e di aver fatto un'ottima partita, perché quello che mi tengo, se non il risultato non mi ha premiato, la prestazione penso che sia sotto gli occhi di tutti, e giocare in 10 contro 11, noi abbiamo scorato sul 2-0, un paio di volte il 3-0, addirittura in un tiro con Tripoli, è stato bravo il portiere, come non bravo Silvio, però ormai dobbiamo archiviare e pensare alla prossima. Doni è stato tutta la settimana febbre, vomito, per cui non lo potevo nemmeno utilizzare. Se avete fatto caso, avevamo tanti infortuni, arrivavamo a 17 persone, 17-18, ma 1-2 non erano nemmeno utilizzabili al 100%. Però, ripeto, non siamo qui a giustificare l'eventuale pareggio perché mancava l'altro, ma io dico che questi ragazzi, come il Castelbuono, hanno tirato fuori una grande prestazione. Penso che con tutto questo freddo la gente che è venuta a vederci non si sia annoiata. Sapevamo che il Miss Mary è una squadra importante per questa categoria, ha uno degli allenatori che più stimo, che è Tommaso Napoli, e il suo lavoro è ben riconoscibile. Oggi secondo me non abbiamo approcciato male, nonostante il gol preso mi sembra all'8° minuto. Ho visto una squadra viva, una squadra che voleva giocare, che purtroppo è passata in svantaggio, un gran gol comunque. Abbiamo continuato a giocare con le difficoltà che ci creava il Miss Mary, perché non giochiamo soli certamente. Abbiamo creato qualche azione da gol che non siamo riusciti a trasformare. Successivamente prima allo scadere del primo tempo, trovato un altro grande gol, ma la squadra era viva, l'ho vista viva fino al primo tempo e avevo detto che bastava fare un gol piuttosto che due, perché il secondo sarebbe arrivato, quindi al momento in cui ho visto la palla entrare del primo gol ero sicuro che avremmo pareggiato. È stato sofferto, è stato sicuramente più atteso, però quando siamo riusciti a segnare è stato comunque molto bello. Thomas chiaramente non è ancora al massimo, se proprio devo dirla tutta oggi non era in programma questi 15 minuti, però in un momento in cui stavamo cercando il gol, con uno sguardo e un cenno di intesa ci abbiamo provato e questa volta ci è andata bene. È una partita difficilissima perché il Piana è una squadra importante, allenatore che sta facendo benissimo, che è Pippo Chinnici, che quindi sarà una partita veramente tosta. Non so cosa hanno fatto oggi, ma cambia poco perché stanno facendo veramente bene. Detto questo, abbiamo affrontato squadre importanti già come Miss Mary. Oggi siamo riusciti a pareggiare, ma siamo riusciti a fare belle partite contro Sciacca e Gela fuori casa. Ci aspetta un'altra partita contro una big, perché io considero il Piana una big, e cercheremo di portare a casa qualcosa, insomma. Una partita abbastanza movimentata, sì, mi sono piaciuti molto i miei dall'inizio alla fine. Abbiamo incontrato comunque una squadra ben organizzata, hanno meritato anche loro comunque di segnare, anche sul 2-1 era giusto che loro segnassero, anche se noi ce l'abbiamo messa tutta per difendere. Poi il 2-2 sì, un po' ci ha messo paura, ma non abbiamo mai mollato, abbiamo rischiato di andare anche noi in vantaggio più volte. Poi un po' si è complicata per le espulsioni, compreso la mia, di cui mi dispiace molto, però capita nelle partite così concitate. Alla fine salvo Guglielmini ha messo la palla dentro e va bene così. Loro hanno continuato sempre a pressare e noi abbiamo giocato sempre al massimo dall'inizio, quindi poi ci sta un attimino di calo fisico, no, un calo mentale no, però un po' di calo fisico ovviamente ci sta ed era preventivato, però con la testa siamo riusciti a portare fino alla fine il risultato. Tutte le trasferte sono insidiose, tutte le partite sono insidiose, ogni partita ha la sua storia. Noi andremo mercoledì là, che è una partita di recupero, ci andremo con qualcuno in meno a causa delle espulsioni, però i ragazzi sono tutti pronti per giocare e sono sicura che daranno il massimo anche in quella partita.
vittoria importante perché innanzitutto diamo seguito alla vittoria della settimana scorsa. Oggi è stata una partita veramente tosta perché sappiamo, tutti lo sanno, le Niners è veramente una squadra molto molto tosta, ragazzi tecnicamente bravi, corrono tutta la partita, non si fermano ed è stato veramente difficile, però devo dire che i ragazzi oggi hanno interpretato bene sia la fase difensiva che la fase offensiva. In qualche occasione abbiamo sofferto, però in alcune altre occasioni abbiamo anche prodotto tanto ed è una vittoria molto 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 importante. Secondo me è super importante il 3-1 di Runfolo, quel gol vi ha dato la carica giusta, poi la Rosa ha fatto una prestazione monumentale, anche Virruso, una grande prestazione di squadra. Sì, sai, sono quei gol che praticamente possono fare la differenza sia in negativo che in positivo, perché se sull'1-1 subiamo magari noi il 2-1 diventa difficile per noi, mentre il 2-1 e il 3-1 hanno un po' diciamo, rallentato anche le buone giocate degli Niners. Noi poi abbiamo preso sempre più fiducia, abbiamo gestito bene il pallone, siamo usciti bene tra le linee, non abbiamo sofferto la pressione, abbiamo gestito anche bene la palla. Poi diciamo il gol è un episodio, magari ci può stare, però poi penso che la squadra abbia soprattutto negli ultimi 6-7 minuti il risultato l'abbia messo in sicurezza. Perfetto, ringraziamo mister Calandri e gli auguriamo Grazie. in bocca al lupo per il resto della Grazie, stagione. grazie.
State portando in parte quello di prima esperienza. Sì, è andato alla palestra. È iniziato il secondo tempo di San Vito Lo Capo Unitas Sciacca, la semifinale di ritorno della Coppa Italia di Eccellenza Siciliana 0-0 dopo i primi 45 più 4 di recupero, con l'Unitas Sciacca che ha rischiato di segnare con Aldo Genco, un tiro che ha sfiorato la traversa. San Vito che si trova in enorme difficoltà a livello di uomini, però in campo, considerando soltanto questa singola partita, c'è. Sta giocando con il falso 9 Leonardo Mustaccia. San Vito che ha a disposizione soltanto 15 uomini, considerando il secondo portiere. Poi ce ne sono 3 di movimento in panchina. Qui intervento falloso su Mistretta. Il fischio di Salvatore Accetta di Barcellona Pozzo di Gotto, assistito da Domenico Cono di Palermo e Cristian Pino, anche lui di Barcellona Pozzo di Gotto. Punizione per lo Sciacca. Tra poco faremo il recap delle due formazioni. Non c'è stato nessun cambio nell'intervallo. La battuta di Licata a cercare Yame, il colpo di testa di Avua, al volo il mancino centrale di D'Amico, controllato da Pizzolato. San Vito con l'ex proprio dello Sciacca e della Folgore Castelvetrano in porta. In difesa Cicala, Avua, De Satis e Ramaio. A centrocampo Bulades, Schieffo, Secum, Prestigiacomo e Mannina. Mustaccia in attacco, 4-5-1 per la squadra biancazzurra, con l'allenatore Vito Policani che è squalificato fino al 20 gennaio 2025. Risponde l'Unitas Sciacca con Cheba in porta, Di Mercurio, Cipolla e Yame in difesa, Triolo a destra, Caternicchia a sinistra, Aldo Genco e D'Amico sono le mezzali, Licata in mediana, Erbini e Mistretta a comporre il duo d'attacco. Proprio lo Sciacca si propone con Ramaio che allontana Licata, mancino alto con l'attacco di Mistretta su Pizzolato che gestisce anche con i piedi e poi blocca il pallone. In panchina a disposizione per il San Vito Rusconi per la porta, poi Forconi, Adelfio e Spadaro. Nello Sciacca Sabella per la porta, poi Rotolo, Guardino, Marciante, Camarà, Fricano, Lorenzo Galfano, Margaritini e Cari. Ricordiamo che nel computo totale la partita è iniziata sul risultato di 3-1 per lo Sciacca, dato che è stato questo il risultato dell'andata, giocata 2 settimane fa al Gurrera. Mistretta, nessun intervento falloso secondo l'arbitro di Ramaio. Pallone ripreso da Licata, è sempre possesso del San Vito. Schieffo nel girare incontra D'Amico. Licata protegge proprio contro Chieff, c'è anche Secum che lancia profondo verso Bulades. Yame prima, pallone ancora a centrocampo. Mannina giù dopo la pressione di D'Amico che ha incitato Aldo Genco nell'andare a pressare.
Ancora il San Vito con Mannina. Sali, figa! Chieffo. Bulades si muove, Cicala. Servito dal proprio capitano, il cross è rientrare in mezzo direttamente su Keba. Nel primo tempo 2 ammonizioni, entrambe lato San Vito per Cicala e Chieffo. Per fortuna della squadra di Policani non erano diffidati. Qui Bulades. Il mancino a giro provato da parte sua. Termina fuori, nessuna deviazione. Rama, vieni qua, vieni. I diffidati sono per l'eventuale finale. Nel caso in cui il San Vito dovesse farcela, potrebbe vincere 2-0 e portarla ai rigori, dove ha eliminato 2 squadre su 3 in questa Coppa. Dai, Peppe, dai, ancora, sal. Oppure vincendo senza rigori, con un risultato da 3-0 a salire, quindi anche con un 4-1, un 5-2 e via dicendo. Allo Sciacca invece basterebbe anche questo risultato qui, mantenere lo 0-0. Gioca vicino! Dio santo! Potrebbe anche subire una sconfitta per 1-0. La squadra di Angelo Galfano avrebbe sempre dalla sua parte il vantaggio nel totale, in quel caso lì per 3-2. Esci da qua! Esci! L'anticipo di Licata, perde palla, poi il San Vito si muove con Bulades, finta di movimento, finisce per avere davanti Yamé. Sta giocando una buonissima partita, c'è un giocatore a terra del San Vito Lo Capo, una squadra che ha sempre meno giocatori per quello che si sta vedendo in questi giorni. Oggi c'è stata l'assenza dell'ultima ora di Basit, esterno d'attacco. C'è soltanto un attaccante di ruolo centrale, Adelfio, che non è nelle sue migliori condizioni. Proprio per l'attacco è arrivato Bevilacqua dall'Acragas, ma è alla seconda partita che è assente. Non ha esordito però. Il vero e proprio rinforzo è stato in mediana con Najib Sekoum dalla parte Nico Dace. C'è stato anche l'arrivo di Gabriele Cicala, sempre dei neroverdi, per coprire l'assenza di Fricano, o meglio la partenza di Fricano. E poi, come detto, l'arrivo di Adelfio. Dai, che quello viene palla, uno che ci deve andare! Data la sempre più concreta partenza di Barbera verso l'oratorio marineo. Per capire il futuro di Lavardera. Senti, da oggi si pensava fosse un riposo, quello della partita iniziata dalla panchina domenica a Misilmeri in campionato. Oggi non è completamente a disposizione. Giochiamo, non è che gioca! Secondo me risponde Yamé di testa, sempre presente Cicala. Pallone girato a centrocampo, cercava Secoum, prima è arrivato Erbini che evita Avoa, si inserisce anche Yamé, pallone che va dall'altro lato con l'intervento poi di Ramaio. Secoum in difesa da De Santis, Vieni avanti, Peppe, Presti Giacomo, si deve fermare Gioca! ancora De Santis,
per Avua. Porta palla filtrante per Bulades, marcato da Yame. Cicala da fermo, pallone morbido per Chieffo in fuorigioco. Si lamenta Mannina dall'altro lato. A bordo campo Adelfio fa un paio di prove per vedere se le condizioni sono a posto, in modo tale da subentrare. Potrebbe entrare anche Spadaro, facendo rifiatare per esempio Mannina con Bulades che andrebbe a giocare a sinistra. Potrebbe anche entrare Forconi, per esempio al posto o di Prestigiacomo o di Chieffo. Potremmo dire di Prestigiacomo, ma Chieffo è stato ammonito, quindi per evitare un doppio giallo potrebbe essere questa la scelta. Si riscalda anche Spadaro. È finito adesso invece il primo tempo di Avola Vittoria, sempre 0-0 al Di Pasquale. Avola avanti però grazie all'1-0 conquistato all'andata. Rimessa laterale per il San Vito con Secum che consegna il pallone allo Sciacca. Si riparte da Keba. Al lancio lungo di testa Ramaglio, la prende Mustaccia. Data la sua posizione fuori ruolo, poco presente oggi. Bulades, ma che va a spazzare. Secum, Chieffo, Secum finisce a terra. Si tocca la zona dell'anca sinistra. Gioca per il San Vito con Mannina. Suola ne ha 3 addosso. La va a recuperare Erbini. Tacco di Mistretta, non riesce per il passaggio di ritorno. Secum in profondità. Va a rispondere la Sciacca in difesa. Licata. Cipolla. Largo verso Caternicchia. Il pallone adesso è di De Santis. Lo Sciacca affronti 2 cambi. E anche il San Vito con Adelfio. Quindi ci saranno variazioni tra poco per cercare di cambiare in qualche modo la partita, o in un verso o in un altro. Con il San Vito consapevole che ha poche carte rimaste. Lancio lungo verso Mannina. Prova il tiro al volo, in fuorigioco. Il direttore sportivo del San Vito Lo Capo, Vito Battaglia, lo ha dichiarato che la società si sta muovendo sul mercato. E allora primo cambio, esce Prestigiacomo, entra Adelfio. La prima mossa della partita con questo rinforzo in attacco per un centrocampista. Cambio nell'unità Sciacca, entra Cari, esce Mistretta che ha abbandonato il campo dall'altro lato.
non cambia nulla dal punto di vista tattico, un attaccante per un attaccante. Esce anche Erbini, l'altro attaccante titolare. Al suo posto è entrato Margaritini. Anche in questo caso cambio tra attaccanti, rinnova il reparto offensivo Angelo Galfano con l'ingresso in campo di Cari e Margaritini, entrambi a segno domenica a Casteldaccia. Cari ha realizzato il rigore dello 0-1. Margaritini invece ha segnato il gol dell'1-2. Partita poi terminata 1-3 con il gol di Di Mercurio direttamente su punizione. Rimessa lunga per il San Vitolo Capo, di testa intervento di Caternicchia, anche Licata salta D'Amico, scambio al volo a cercare proprio Facundo Margaritini, arrivato dal Modica nel corso del girone d'andata. C'è fallo in attacco. Margaritini che proprio contro le Casteldaccia ha trovato il suo primo gol con la maglia dello Sciacca. Pizzolato. E chiedo che fa, no? Che ci va e chiama la mia. Fallo su Cicala. Io 4-3-3 adesso per il San Vitolo Capo con Bulades a destra, Adelfio centrale, Mannina fa l'ala sinistra, Mustaccia retrocede a centrocampo, sua zona di competenza, ma sempre ovviamente con la 9 sulle spalle. Assieme a Secum e Chiefo, difesa assolutamente invariata con Cicala e Ramaio sulle fasce e De Santis con Avua centrali. Lancio profondo, Cipolla dietro, Akeba. Il rilancio era molto indietro nella potenziale rimonta nel recupero del pallone. Bulades, Mannina giù, fallo. Allora punizione già battuta per il San Vitolo Capo. Mustaccia per Avua, chiede palla a Mannina dall'altro lato, è lontanissimo però. Chiefo di prima, poi di testa, pallone difficile, Licata lo lancia verso Amsakari, di testa De Santis, il pallone rimane in quella zona incustodito. Cecari, si sgancia Margaritini, poi si preferisce soccorrere il giocatore del San Vito che è rimasto a terra. Prima corsa anche per Amsakari, lui la prima parte di stagione l'ha giocata a Milazzo, tornando in rossoblu perché quella lì è stata la sua prima squadra da quando è arrivato in Italia. Poi ha giocato anche con la maglia della Mazzara, deludendo le aspettative. Molta esperienza a Malta per l'algerino, classe 95.
Zoppica Delfio nella corsa di un attimo fa. Potrebbe essere un problema per il San Vito, anche perché Adelfio è entrato qualche minuto fa. Nel correre ha avvertito qualcosa. Fallo di Secum e punizione per lo Sciacca. Batte Cipolla. Yamé, prima dell'arrivo di Bulades, di testa il colpo di De Santis. Adelfio lotta in mezzo a tanti avversari, anche Mustaccia. Cipolla nuovamente, pallone nella zona di Ramaio che lo spazza altissimo. Bannina contro Triolo, pallone viene mandato avanti. Aldo Genco, passaggio dietro per Triolo, c'è però fallo commesso da Cari su De Santis. Yamé col tacco Adelfio. Cipolla, arriva Chieffo rischiando qualcosina. Il tocco di Mercurio, di testa Adelfio, ci cala, cross, esce Cheba. Ricadda Triolo di prima per Aldo Genco, suola dietro per Triolo, poi vuole il passaggio di ritorno per Aldo Genco. Triolo però lamenta il fallo. Per l'arbitro non è nulla, occhio al colpo su Adelfio in testa. Ok, perché non l'ha preso? Come non l'ha preso? È entrata, oh, ma stai scherzando? La battuta adesso della punizione, Triolo non la prende Mannina, poi Triolo chiude guadagnando la deviazione avversaria e rimessa per lo Sciacca. Di testa Ramaio, Cari non benissimo. Aldo Genco su Secum, il pallone va dietro, lo va a controllare Avoa per Pizzolato che detta calma. Chieffo, Adelfio, ancora Chieffo. Si ferma, ragiona di più il San Vito capo. Secum, ancora Chieffo. Provano a scambiare i due, poi Chieffo non riceve il pallone di Secum. Arriva il secondo cambio per il San Vito capo, c'è anche il terzo con gli ingressi di Spadaro e Forconi. Esce Chieffo al posto di Forconi. Esce Ramaio, entra Spadaro. Chieffo Forconi, cambio equilibrato. Spadaro invece prende il posto di Ramaio sull'esterno, ma Spadaro è un giocatore più offensivo. San Vito che si sistema con il 4-4-1-1. Da questo momento in poi, con Forconi e Secum centrali sulla linea mediana,
Pago, Pago, dai copertura e aiuta bene, oh. Oh, Tessa! Mustaccia fa il trequartista dietro Delfio. Cambio nello Sciacca. Entra Fricano al posto di D'Amico. Terzo cambio nello Sciacca. Arriva anche qualche applauso. Avevo Sanni. A tutta la rimessa per il San Vito. Cross in mezzo verso il primo palo a Delfio. Prova a coordinarsi. Guadagna la deviazione. Non ballarti la testa. Batte Secum. Pallone basso allontanato da Cari. Lo prende il nuovo entrato Spadaro. Mannina spinge. Vuole superare anche il proprio avversario. Proprio Fricano che viene ammonito. Giallo per Giacomo Fricano. Punizione per il San Vito. Batte Mannina. Col mancino allontana Fricano. O almeno ci ha provato. È sempre rimessa per i trapanesi. Forconi sponda e scambio con Cicala. Altra deviazione, altra rimessa. Secum potrebbe perdere il pallone. Poi Spadaro torna da Pizzolato, lancio lunghissimo. Cipolla per De Santis. Riprende Forconi in profondità verso Bulades. Pallone dello Sciacca lanciato, Margaritini esce, Pizzolato, si scontrano i due. Poi Pizzolato insegue l'avversario, Margaritini la mantiene in campo, ma la riprende Pizzolato. Il tutto senza fallo, secondo l'arbitro. Sale, oh! Ma siamo a perdere, vediamo come si. Accorciamo, accorciamo. Spadaro fermato da Triolo. È iniziato intanto il secondo tempo di Avola Vittoria. Risultato sempre sullo 0-0. Avanti il San Vito con questo pallone per Forconi, prova a raccoglierlo Bulades, troppo tardi. Ora il biglietto per la prossima partita stai meno. Sì, Di testa De Santis, dietro però per Mannina Avua. Insegue il pallone Spadaro. Fricano a terra quasi, Mustaccia dietro.
con Secum che poi controlla per Mannina. Fallo di Margaritini. Calcio di punizione con l'avversario davanti. Lo richiama l'arbitro. Adesso la battuta ok per Mannina. De Santis, la corsa di Forconi. Tutto ok contro Cipolla. Passaggio verso Adelfio. In anticipo arriva Di Mercurio. Lancio che finisce fuori. Questo qui verso Mannina. Rimessa per lo Sciacca che non ha nessuna fretta. Va Triolo. Mannina con il petto. Stava arrivando Fricano. Poi la girata di Mustaccia verso l'altro lato. Cicala. Profondo verso Bulades di testa. Il colpo di Mercurio. La rilancia però verso il centro. Licata, controllo. Non va ad attaccare lo spazio Spadaro. Poi il tiro di Mustaccia. E largo. Poteva essere una buona opportunità. Il tiro del centrocampista terminato sul fondo. Dai, prendi. Seconda, raga! Avua, Spadaro intelligentemente segue il pallone e poi se lo allunga. Vuole rientrare, fallo, no, di Triolo. Allora va lo Sciacca, si aggrappa Forconi ad Aldo Genco. Punizione. Mano, mantieniti, mano! Dai, forza! Scivolata a vuoto di Forconi contro la gestione di Caternicchia. Poi Margaritini se lo porta fuori. Il pallone allora a Bulades, si muove Spadaro, è molto lontano. Bulades cade appoggiandosi su Yamé, reclamando qualcosa, non c'è nulla. Avua non riesce il passaggio, deve effettuarlo di nuovo, finisce per commettere fallo su Fricano. C'è il giallo per Avua. Il quarto della partita, il terzo in casa San Vito. Dai, forza! Lancio lungo di Mercurio. Pallone su cui lotta Cari. Il pallone forse gli rimbalza sul braccio. Poi Cari si va a prendere la punizione. Poteva anche essere attaccato al corpo. E allora punizione per lo Sciacca. Sulla battuta va Licata col sinistro, sistema la barriera, Pizzolato. Sono in 5, anzi 4 con Avua che si allontana. Parte Licata, attraversa dopo la deviazione di Pizzolato. Quasi gol per lo Sciacca per chiudere definitivamente i discorsi di questa semifinale. La traversa su punizione di Licata. Via spada! Pizzolato l'aveva presa però, è stato decisivo.
che gioca veloce. Cicala verso Forconi, Yammè, prima Cheba verso la panchina del San Vitolo Capo che gioca questo pallone. Adelfio, Cicala nuovamente per Adelfio, se lo allunga, supera Yammè ma si autolancia facendo finire tutto sul fondo. Cambio nello Sciacca, il quarto entra Camara. Leo, fai mettere a Facundo un poco più avanti e tu ti metti con noi. Facu, Adesso Policani prova Forconi trequartista con Mustaccia che indietreggia sulla linea dei 4 centrocampisti. A uscire Elicata, il capitano che affida la sua fascia a Di Mercurio. Si prende i tifosi e i suoi applausi. I loro applausi ovviamente. Entra Camara per questi ultimi 10 minuti. Ex Athletic Palermo, ma soprattutto Avellino in Serie B, con esperienze anche in Coppa d'Africa con la nazionale della Guinea-Bissau. Cari, spazio, calcia da lì, Pizzolato! Cosa ha preso? Altra super parata di Giorgio Pizzolato sul tiro di Cari. San Vito colto di sorpresa. Mantiene almeno il pareggio il San Vito. Allora angolo va a battere Giacomo Fricano. Vieni, Gabri, vieni, dale. Pallone sul primo, in mezzo Mannina per una nuova deviazione. Nuovo angolo. Sempre Fricano dalla bandierina. Pallone che sfila, poi il rischio di autogol per De Santis, che era convinto dell'ultimo tocco di Camarà. In realtà ha presa proprio lui. Poteva essere un peccato per le due parate che ha effettuato Pizzolato negli scorsi 5 minuti. Ancora Fricano in mezzo, allontana spazzando Forconi. Spinge lo Sciacca con le sue forze fresche. Cicala di testa, Forconi prima di Camarà. Pallone ripreso da Margaritini, giocata contro Avua che scivola, il pallone viene ripreso ancora dagli ospiti con il cross provato da Caternicchia, altro calcio d'angolo. Lo Sciacca vuole il gol. C'è stato un cambio di passo grazie ai nuovi entrati. Fricano in mezzo a Avua, di testa allontana. La prende Cicala, prova ad aggirare Aldo Genco. Mette in mezzo morbido, Cari, rovesciata. Non riesce benissimo, va fuori. Questo proprio perché i big li ha tenuti in panchina dall'inizio. Angelo Galfano, giusto per provare a fare il colpo di misura in questi ultimi minuti che rimangono qui nella provincia di Trapani. Sciacca sempre più vicino a una finale storica nella Coppa Italia di eccellenza siciliana.
Mentre basta poco per cambiare i fatti in Avola Vittoria. Margaritini lo ferma Avoa, che riparte e palla al piede. Avoa supera anche la linea di centrocampo, larga da Bulades, posizione regolare, ne ha 2 davanti, anche Yamme volendo la riprende però Caternicchia. Fricano profondo a cercare Margaritini, in avanti c'è anche Cicala che gli fa rimbalzare il pallone all'avversario. Margaritini esce pizzolato, il gol di Facundo Margaritini, il secondo consecutivo, può chiudere benissimo questa semifinale. 1-0 a 5 dalla fine. Ammonito pizzolato per proteste. Lamenta un fallo il portiere del San Vito. 1-0. All'85esimo entrato dalla panchina, risolve questa sfida, protesta anche Secum. Cartellino giallo dunque per Pizzolato, che era diffidato. Eventuale finale la salterà, ma il San Vito dovrebbe fare un miracolo quest'ultima fase di partita per passare. Il San Vito batte la punizione. Cross in mezzo di Mannina e Sekeba in 2 tempi. Si fa male però Yamme nello scontro perché era andato a intervenire pure lui. E c'è il quinto cambio pronto per Angelo Galfano. Il San Vito, a parte la disponibilità del secondo portiere, li ha esauriti tutti. Bulades dentro, possibilità con Keba che esce, prova a coordinarsi Spadaro, quasi sulla linea, viene salvato questo pallone. Secum per Adelfio, doveva girare per Mannina che era solissimo. Sulla sinistra Cari prova ad agganciare, se la porta fuori. Si va con il cambio. Entra Rotolo, esce Triolo dal lato più vicino. Cambio under per under, 2007 per 2007, con l'ingresso di Rotolo. Cicala verso Bulades, la protezione di Mudu Yamme. San Vito che pensa a giocare, considerando anche questa semifinale storica, inaspettata, comunque conquistata sul campo. Affrontando varie difficoltà, spendendo energie in più, battendo gli avversari ai calci di rigore.
Mannina prova lo scambio con Spadaro, spinta lieve su Fricano che è costretto a portarsi, sembrava il pallone fuori per poco in campo. Camara mette giù Caternicchia, la riprende Secum, aggancio di Bulades, si allarga Cicala, vuole servirlo Bulades, ma gli avversari davanti. Bulades si scontra con Yame, fallo segnalato dall'assistente arbitrale, c'è il giallo per Romito Bulades, anche lui era diffidato. Ma ormai poco cambia. Siamo dentro il recupero. Partita che ormai ha da dire pochissimo. Con lo Sciacca che ha chiuso in maniera definitiva il discorso qualificazione con il gol di Margaritini all'85esimo dopo la traversa di Licata. Pissolato aveva fatto 2 super parate. Saranno 5 minuti di recupero. San Vito che esce a testa alta perché non è stata una squadra che ha subito, se l'è giocata nonostante i 15 uomini a disposizione oggi. Qui Cari non può gestirla, De Santis si concede una Veronica, poi il tiro parato da Pizzolato, è ancora viva, pallone messo in mezzo da Africano, si prova il colpo dal centro dell'area e lo Sciacca aveva fino a poco fa l'opportunità di fare anche il secondo di gol. Bulades fermato da 3 avversari. Bulades verso il centro, la prende Secum. Occhio a Mustaccia che la porta piano a piano, mette dentro il tocco in angolo di Mercurio. San Vito che almeno per il pareggio oggi se la vorrebbe giocare. Bulades, traversone da dimenticare. Il rinvio di Cheba verso la testa di Cari. Pizzolato. San Vito adesso punterà in maniera molto diretta sull'obiettivo salvezza in campionato, soprattutto intervenendo sul mercato. È stato ottimo. Vedremo come sarà quello di dicembre e gennaio, questa finestra invernale. Anche perché sarebbe un peccato, dopo quanto costruito con il doppio impegno questi primi mesi di stagione. Sacca cercherà di proseguire giocandosi la finale
con una tra Avola e Vittoria. Avoa nel fermare Cari non ci riesce in maniera pulita. C'è il contrasto, c'è il fallo in attacco di Cari. Sciacca che sarebbe favorito nel caso in cui affrontasse l'Avola, invece contro il Vittoria sarebbe una sfida incredibile. Sul neutro di Paternò a gennaio, data ancora da stabilire. Fallo su Cari. Non si può battere subito la punizione, finisce adesso il tempo di recupero. Con questa punizione a favore dell'Unitas Sciacca. Alla battuta con Camara su Fricano. Traversone in mezzo, Avoa in anticipo su Aldo Genco, ma è ufficiale, l'Unitas Sciacca approda nella finale della Coppa Italia di eccellenza siciliana. Il San Vito saluta dopo un grande percorso, nonostante una rosa corta. Oggi a disposizione c'erano soltanto 15 giocatori, con Basit che è risultato assente nell'ultima ora prima della gara. Lo Sciacca la decide con Margaritini all'85esimo, dopo due grandi parate di Pizzolato. C'era stata la traversa delicata. Sciacca che passa in finale con il risultato totale di 4-1, considerando il 3-1 dell'andata, e adesso aspetterà una tra Avola e Vittoria. Questo momento sempre sullo 0-0, ma con l'Avola che è avanti sul totale dalla vittoria dell'andata per 1-0. San Vito che tornerà in campo sempre qui al Comunale in questo fine settimana contro il Castellammare. Lo Sciacca esulta assieme ai propri tifosi e mantiene il doppio impegno. Una trasferta lunga sofferta, e adesso i vari festeggiamenti del caso con la finale conquistata in campionato per la squadra di Angelo Galfano. Ci sarà una gara facile sulla carta contro il Lascari, ultimo in classifica. È tutto dal Comunale di San Vito Lo Capo. L'Unitas Sciacca approda in finale di Coppa Italia di eccellenza siciliana. Grazie dell'attenzione. Ciao da Salvo Geraci.